Dopo un mese dal debutto di Arriva Veneto, nella linea 80 tra Sottomarina e Venezia sta di nuovo per cambiare qualcosa. Ha avuto effetto il tavolo tecnico convocato ieri pomeriggio nella sede della città metropolitana di Venezia, con le organizzazioni sindacali dei pendolari e rappresentanti degli enti locali, perché oggi hanno partecipato l'assessore Daniele Stecco e il consigliere Jonathan Montanariello. Le pressioni che da più parti si sono addensate verso la nuova società gestrice hanno portato quest'ultima a rivedere alcuni aspetti che fin dai primi giorni si sono rivelati piuttosto indigesti a gran parte dell'utenza. All'esordio il 10 giugno l'impresa italo-tedesca aveva già anticipato che alcuni correttivi sarebbero stati possibili in corso d'opera, plasmandoli sulle esigenze reali di chi viaggia. In primis verrà soppressa la fermata di via Rizzardi e istituita di nuovo quella in via Rampa Cavalcavia di Mestre, comunemente nota come Vempa. Inoltre si eviterà che i passeggeri rimangano in piedi, istituendo corse bis a 2 piani negli orari più intasati. A tal proposito sono già stati allestiti almeno 3 mezzi aggiuntivi, dal momento che quelli di nuova dotazione hanno dimostrato di essere preferiti perché più confortevoli. Arriva Veneto si è detta disponibile a valutare il ripristino degli orari di partenza da Piazzale Roma al minuto 25 e 55 di ogni ora, come succedeva con ACTV, per favorire le coincidenze di chi lavora in centro storico a Venezia e si sposta in Vaporetto. Altri importanti rilievi riguardano le corse destinate agli operai di Porto Marghera. Quelle dirette a Fincantieri, al Polo Chimico Montefibre e Fusina saranno riportate alla scansione oraria precedente. Il dettaglio dei cambiamenti si trova nel blog Chioggia Azzurra. Al via stasera il festival Musica in Laguna d'Arte, con i concerti di musica da camera che fino al 14 luglio troveranno casa alternativamente all'Auditorium San Nicolò e al Giardino di Palazzo Grassi. A esibirsi, ogni sera dalle ore 21:15, saranno gli allievi dei masterclass internazionali in pianoforte e violino, che da tutto il mondo si stanno perfezionando in città assieme a docenti di assoluto valore. I primi 2 eventi sono in programma questa sera e domani all'Auditorium, per poi spostarsi al Giardino dei Grassi in collaborazione con la Fondazione Clodiense. Dall'11 al 14 luglio avrà luogo il Forum Pianistico Città di Chioggia, quando i giovani musicisti suoneranno assieme all'orchestra sinfonica diretta dal maestro Pietro Perini. L'accesso ai concerti serali organizzati dall'Associazione Lirico-Musicale Clodiense è interamente gratuito. Questa sera dalle ore 19, nelle sale del Parco Hotel in lungomare Adriatico a Sottomarina, Forza Italia ha organizzato la presentazione del volume I Doro Stellati di Alessandro Meluzzi e Giuliano Ramazzina. Si tratta di un libro intervista in cui lo psichiatra e criminologo e già deputato Meluzzi e il giornalista Ramazzina vengono a capo del rapporto tra il Movimento 5 Stelle e il potere. Pubblicato prima delle elezioni del 4 marzo scorso, I Doro Stellati postula la trasformazione dei grillini da forza antisistema a partito doroteo, sulla scia della vecchia democrazia cristiana della Prima Repubblica. Secondo gli autori, il Movimento 5 Stelle è disposto ad allearsi con tutti anche snaturandosi, una chiave di lettura al cospetto delle prime settimane di governo con la Lega. Introdurrà la serata il capogruppo consigliare Beniamino Boscolo e assieme a Giuliano Ramazzina parteciperà l'eurodeputata Elisabetta Gardini, capogruppo a Strasburgo, il giornalista ed ex direttore generale della RAI Alfredo Meocci e il coordinatore metropolitano di Forza Italia Michele Celeghin. Amici di Network Azzurra, buongiorno e bentrovati con l'appuntamento meteo. Quello che ci riserva il tempo oggi è sicuramente una mattinata all'insegna della stabilità comunque atmosferica, contornata da qualche annuvolamento che precede naturalmente un cambiamento del tempo tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi, quando un fronte freddo atlantico attraverserà naturalmente la pianura padana, apportando qua e là dei temporali, dei piovaschi, qualche grandinato ovviamente e un rimescolamento dell'aria. Quindi oggi possiamo dire che tranquillamente finisce la prima campana alto pressoria africana, perché tende lentamente a portarsi verso sud-est.
Naturalmente dopo il passaggio di questo fronte perturbato avremo un miglioramento delle condizioni climatiche e sicuramente un riposizionamento dell'anticiclone azzorriano anche alle nostre latitudini, il quale dovrebbe portare poi una settimana, 10 giorni circa, di tempo sostanzialmente buono, in linea con le temperature del mese di luglio, senza eccessi di caldo e senza eccessi di umidità. Ma tornando a noi, quindi una mattinata il mercato sarà naturalmente salvo, avremo una bellissima mattina e poi dal pomeriggio ancora qualche annuvolamento in un contesto però termicamente molto caldo ma anche molto afoso, perché naturalmente questo risentirà del precedere appunto della perturbazione che in tarda serata dovrebbe attivarsi anche sulle nostre zone, partendo naturalmente dall'asta del Po, arrivando anche sulle nostre zone. Quindi avremo occasioni per temporali anche di forte intensità, colpi di vento, grandinate, qualche nubifragio qua e là. Ovviamente non colpirà tutte le zone in ugual maniera, ma attenzione perché vista l'energia in campo e la forte umidità, i temporali potrebbero essere multicellulari e quindi anche di forti dimensioni. Quindi attenzione dalle 7:30 grosso modo in poi verso la tarda nottata. Poi in nottata leggero miglioramento fino ad avere domani una bella giornata di sole che si protrarrà per tutto il weekend. Quindi un weekend salvo, temperature buone e appunto tempo da mare. Ciao ragazzi!